Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ben ritrovati e soprattutto buona domenica, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda gli aggiornamenti flash dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cos'è successo nelle ultime ore. Investimento questa mattina poco prima delle 10 a Fagagna all'altezza dell'intersezione tra via Germanica e via del Tennis. La persona ferita è stata ritrasportata all'ospedale di Udine in condizioni gravi. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli, oltre agli operatori sanitari del 118 con l'ambulanza e l'elisoccorso. Enesimo incidente all'altezza dell'incrocio tra le vie Lumignacco, Selvuzzi e Gonars a Udine, l'impatto tra due mezzi molto violento. Sul posto gli operatori sanitari a bordo dell'ambulanza e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la rimozione delle auto coinvolte, rilievi di legge da parte della polizia locale di Udine. Grave una donna trasferita all'ospedale di Udine, anche se secondo le ultime notizie non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco al lavoro per un incendio che ha interessato un'abitazione privata a Tricesimo. L'allarme è scattato questa mattina poco prima delle 7. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato il peggio. Nessuna persona è rimasta coinvolta, danni limitati, in corso le indagini per risalire alle reali dinamiche. 2 persone invece sono rimaste seriamente ferite ma fuori pericolo di vita a seguito di un sinistro accaduto nella tarda serata di ieri a Grado, lungo riva Foscolo. Per causa al vaglio dei carabinieri della locale stazione, l'auto con a bordo i due ha prima sbandato, finendo poi la sua corsa contro un guardrail in legno. I 2 feriti sono stati presi in consegna dai sanitari e trasportati d'urgenza all'ospedale di Monfalcone, dove si trovano tuttora ricoverati. 4 squadre invece dei vigili del fuoco al lavoro ieri sera per un violento incendio che ha distrutto il tetto di un'abitazione a 3 piani a San Pier di Sonzo, in provincia di Gorizia. Le fiamme si sono sviluppate per un problema alla canna fumaria o all'impianto fotovoltaico. Per fortuna non si registrano feriti. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate in mattinata. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash odierna. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi una buona domenica. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.